Allora, intanto io stavo chiacchierando con il signor Visentin, mi pone delle domande esistenziali a cui è difficile dare delle risposte immediate e fa riflettere, ed questa è una bellissima cosa. Allora, io voglio tornare un attimo anche a questa occasione. C'è il Club Over 100 che ha contribuito all'organizzazione, che è importante sapere che esiste. C'è stata una proposta anche di legge molto interessante che è stata presentata peraltro recentissimamente anche da parte del senatore De Poli. E allora chiedo a lei di raccontarci un attimo cosa ci sta dietro, perché appunto non è l'evento in sé per sé, ma è tutto quello che comporta, direttore. Noi volevamo che questo evento lanciasse un grande messaggio, quindi già la presenza di questi centenari insieme con le loro famiglie sarà un grande evento, ma volevamo che fosse qualcosa che lanciasse un messaggio, come dicevamo, per tutta la società. E abbiamo pensato questo: quando nasce un bambino c'è una legge che dice che nei comuni si deve piantare una pianta, che è un segno di speranza, un segno di futuro. Ma noi, volendo valorizzare la longevità, che cosa abbiamo pensato? Abbiamo detto che poi è possibile piantare un albero anche per ogni centenario che c'è in un comune. Quindi la proposta di legge che ha realizzato... Aspetti signor Visentin, che sennò la sentono tutti anche a casa, dopo le diamo la parola. Sentiamo il direttore. Questo progetto di legge che ha realizzato il senatore De Poli vuole sostanzialmente sostenere questa idea, cioè per ogni centenario che compie gli anni in un comune non solo il sindaco lo va a ricordare e a festeggiare, ma viene piantato un albero. Qual è il segno? Chiaro che per un bambino piantare un albero è un segno di speranza che cresce. Per un anziano di 100 anni il fatto che venga piantato un albero è un segno di qualcosa, di speranza di futuro, di ciò che lascia, perché è un ulteriore segno della presenza e di quello che vuole considerare essere un ambiente futuro, un ambiente che sappiamo ha necessità di avere molti alberi, ha necessità di avere un'attenzione alla natura, all'ambiente, e quindi un ulteriore segno. Quindi anche mettere insieme le due generazioni dei più piccoli e più longevi nel dare lo stesso messaggio positivo di piantare alberi vuole essere proprio qualcosa che viene lanciato, è stato lanciato in Senato una settimana fa, ma che vuole essere proprio il 4 maggio, questa grande iniziativa, questo raduno vuole lanciare questo messaggio e sostenere questo progetto di legge. Noi confidiamo che i senatori lo sottoscriveranno, e proprio per questo per ogni partecipante, ogni centenario partecipante che verrà, noi consegneremo un ulivo per poter portarlo a casa, poterlo piantare, e l'ulivo tutto sommato è una pianta che ha una grande forza, una grande resistenza, produce frutto, e in questo periodo l'ulivo è anche un grande segno di pace. Certo, è importantissimo. Chiedo a lei, direttore, per farlo interagire, ma potete rispondere entrambi. Al di là di questo evento che è significativo, è commovente, è importante anche per gli ultracentenari, per le famiglie, per i giovani, perché voi volete aprire queste strutture alla cittadinanza, tante volte al quartiere, come è stato per in via Nazareth, all'ambito territoriale, al paese, ed è molto molto importante, finito sto benedetto Covid, insomma, che siano luoghi di frequentazione anche per i più giovani, per un po' sradicare certi preconcetti. Ma al di là di questo, vi è sorta un po' anche l'esigenza di capire scientificamente cosa ci sta dietro tanta longevità? Perché il pensiero c'è, ma al di là di quello che possono raccontare loro, può essere anche un'occasione per dar materiale di studio, no? Allora, credo che a questa domanda potrebbe rispondere sicuramente con maggiore appropriatezza la nostra direttrice sanitaria. Noi vediamo l'evoluzione negli anni, vediamo come aumenta costantemente l'età media dei nostri ospiti. Vediamo anche quanto riescono a durare. Molti di loro hanno una tempra fantastica perché hanno passato degli anni incredibili, hanno passato 1 o 2 guerre quasi, e quindi sono stati abituati a sopravvivere anche nelle difficoltà, e una volta fatto il giro del paletto, come si dice nelle regate a Venezia, uno ha la strada in discesa tranquillo.
a patto che non abbiano patologie particolari. Sicuramente la medicina ha fatto passi in avanti, sicuramente le condizioni ambientali sono molto migliorate, sicuramente i sistemi di assistenza sono molto migliorati, anche le tecniche che riusciamo a utilizzare, noi le attrezzature che possiamo utilizzare grazie a quello che la Fondazione ci mette a disposizione aiutano a durare di più. Diciamo che forse conta molto anche l'aspettativa dei familiari. Proprio l'altro giorno avevamo dei familiari che dicevano ma mia mamma ha 94 anni, ma puntiamo che arrivi a 100. Non so se fosse per appartenere al club o forse perché è un traguardo ambito. L'idea di poter conservare la vita oltre, ecco, che secondo me è un anelito anche di trascendenza per certi versi. Dipende molto dalle condizioni. Se da una parte però è vero che aumenta l'aspettativa di vita e l'età media, è anche vero che aumenta la complessità delle persone che noi dobbiamo gestire quotidianamente, per cui fossero tutti come Walter potremmo fare la firma. Purtroppo non sono tutti così in gamba, così arzilli, così presenti. Ecco, a volte ci troviamo di fronte a delle fragilità che sono molto più complesse di quelle che si gestivano anni fa. Le case di riposo non sono case di riposo, la nostra non è una casa di riposo, è una casa di fermento, nel senso che si fa fatica a riposare. Di riposo ce n'è ben poco. Esatto, anche perché appunto le complessità che ci vengono chieste da parte dei familiari dei servizi invianti richiedono grandissime attenzioni, diverse da prima. Abbiamo meno gente di una volta che lavora a maglia, che gioca a carte, che fa la settimana enigmistica, ecco. Richiedono altre cose e quindi il nostro mestiere è in continua evoluzione. Noi dobbiamo osservarli per capire quali sono le loro esigenze e provare a dare delle risposte che siano anche diverse da quelle di una volta. Poi dopo, il fatto che noi per esempio al Civitas Vitae abbiamo un parco enorme, una cittadella che è aperta, dove tutte le settimane abbiamo le classi dei ragazzi delle scuole di Padova che vengono a imparare l'educazione stradale nel pistodromo. Il parco è aperto alla cittadinanza, abbiamo 2 campi da bocce dove vengono a giocare anche gli anziani del quartiere, che ci sia il museo del giocattolo dove vengono le scolaresche in visita e i nostri anziani possono ricordare delle cose e offrirle ai giovani come elemento di continuità rispetto a quelli che sono i giochi di oggi, ecco, così diversi, così trasformati. Secondo noi è un elemento che aiuta a durare di più. Aiuta a durare di più. Certo è più impegnativo perché è più complesso, certo. Ma credo che la complessità sia la dimensione che oggi ci è affidata in questa società. A volte ci aiutano loro a semplificare, perché la sobrietà e l'essenzialità che loro ci insegnano aiuta anche noi a essere sobri, a essere umili. Che cosa le è stato chiesto da parte di io dico centenario, una persona anziana, insomma, perché ne abbia 90, 100, insomma, che l'ha colpita in modo particolare? Perché lei, come anche il direttore, insomma, voi interagite con i vostri ospiti, avete modo di creare dei legami, sapete anche come relazionarvi, no? Ecco, vabbè, mi viene a mente un aneddoto di una persona che è diventata centenaria un mese fa, Yolanda, che ha lanciato uno spot anche lei per questa festa dei centenari e ha chiesto di far festa. Ecco, credo che questa sia una cosa molto semplice, molto bella, genuina, per dire che hanno ancora voglia di far festa. Assolutamente sì. E che vuol dire recuperare il sorriso, che vuol dire rilassarci un attimo, staccarci dalla frenesia a volte della quotidianità, dalle preoccupazioni le più sane e anche le più complicate, per dire ci dedichiamo a loro, stiamo con loro, stare ancora insieme con loro e fare festa. E questo è importante. Lei ha un ricordo? Ma devo dire che se c'è una cosa che abbiamo imparato noi degli anziani durante la pandemia, è stato un momento difficilissimo, abbiamo diversi centenari che sono passati attraverso la pandemia, devo dire che la loro tranquillità nel sentirsi protetti, la loro serenità anche nel sostenere i nostri momenti di tensione e una volta superata la situazione essere loro a dare un ulteriore segno di speranza. Io dico che veramente abbiamo vissuto insieme con loro, siamo passati attraverso la pandemia insieme con loro e questo è stato un grande insegnamento perché la coesione sociale forse si vede di più proprio nei momenti di difficoltà, di grande
di grande veramente difficoltà, rischi, ma che insieme si superano. Quindi quando abbiamo visto tantissime persone anziane che volevano assolutamente il vaccino perché avevano capito che questo nella loro tradizione, nei loro anni è stato qualcosa che li ha aiutati nella vita e quindi per loro era qualcosa di importantissimo e quindi volevano e anche molti familiari sono stati convinti dagli anziani stessi a fare il vaccino perché per loro ci credevano. E quindi tanta saggezza. E quindi ecco, diciamo che la cifra della saggezza noi l'abbiamo proprio vista durante i periodi più difficili. Grazie mille. Facciamo chiudere, signor Visentin, un consiglio da dare alle persone che vogliono arrivare alla sua età, quindi persone molto anziane che ci ascoltano. Dite di mangiare non spesso, la vita e il lavoro, questo e quell'altro, tutto quanto che noi facciamo è per produrre il cibo, per mantenere il corpo sazio e che si muova, faccia bene, eccetera. Quindi bisogna anche camminare, certi lavori di seduto, bisogna che trovino, quelli che sono sempre seduti, trovino delle ore di spontaneità, di muovere tutti i muscoli, eccetera. E ci sono delle piscine, per esempio, in piscina, specialmente se uno è obeso, in piscina può benissimo, smuovendosi tutto il corpo umano, diventare un po' più coso, e bisogna, insomma, in certo qual modo, pensare su tutto quanto questo, ma ogni momento, perché ogni momento viene fuori che uno dice, io ho fatto la prima colazione, dopo così dici, ma senti, io smetto di lavorare e vado a prendermi il caffè, e invece prende il caffè, prende anche il panino, e quindi non pensa alle calorie che ha preso, questo che ha, eccetera, e non pensa neanche al tempo che ha perso da lavorare. Quindi ci sono tante piccole cosette. Ecco per cosa che io dico a tutti quanti, prima di fare qualsiasi cosa, scrutate la terza parola del corpo umano, della nostra mente, scrutate e vedrete che qualche cosa viene sempre fuori. E sapete anche, come io per esempio, alle 4 prendevo sempre qualche cosa e invece adesso non voglio più prendere perché alle 6:30 c'è da mangiare. Allora bisogna stare. Ecco, e la frutta, siccome ho fatto anche il fruttivendolo, tra parentesi. Quindi la frutta fa bene. Quindi so anche cosa la frutta che se fa bene fa male. Ecco, frutta e verdura, roba del terreno, mangiate più che potete. Grazie, e lasciate in pace. Alla sera non mangiate mai cotechini, tutta roba di salumi. Grazie. In quanto questa roba, questa sostanza, per digerirla c'è bisogno di più di 3 ore perché venga digerita. E quindi magari sei già a letto tutto quanto e ti viene un po' di gastrite di questo che e torniamo appunto. E quindi medici e ospedale. Signor Visentin, grazie mille, lei è un pozzo di saggezza. Io vorrei ascoltarla tantissimo e anche immagino i nostri telespettatori. Noi però abbiamo degli orari da tenere, quindi io la ringrazio. Le auguro tanta buona vita ancora per trovarci magari anche un prossimo anno. A voi auguro tanto successo con questa manifestazione che è aperta a tutti i familiari, però insomma in qualche modo rende coinvolti tutti quanti noi. E a voi telespettatori naturalmente lascio al break pubblicitario e ringraziando ancora i nostri ospiti. Grazie. Grazie.